Settima corsa, premio Parigi-Roubaix, un handicap categoria G a 2060, F a 2080. Tanti ritiri, numeri 1, 3, 7, 8, sono in 4 davanti e 6 dietro, 2, Zico e K, Sandro Capenti, 4 Air Force One, Maurizio Visco, 5 Tommy, Antonio Greppi, 6 All Black Sea, Gianvito D'Ambroso, questo è il primo nastro. A 2080, 9 Spirit Robby, Roberto Biagini, 10 Sympathy Trio, Marco Stefani, 11 Vortice Leo, Sandro Miraglia, 12 Quincy Frontline, Federico Esposito, 13 Anouk Grad, Giuseppe Lombardo Junior, 14 Sheridan Treb, Tommaso Gambino, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, partito fortissimo Quincy Frontline Numero che subito 4 Air Force One a ridosso squalificato. dei primi. L'errore di Air Force One, mentre davanti c'è Zico e K che si getta di galoppo. Numero quindi 2 Zico e K squalificato. passa in vantaggio Tommy davanti a All Black Sea a una decina di metri, poi Quincy Frontline in posizione tattica perfetta davanti a 13 di Anouk Grad che precede Sympathy Trio, poi Spirit Robby e Sheridan Treb. Tommy percorre in 30 appena abbondanti i primi 400 metri, sempre una decina di metri su All Black Sea, Quincy Frontline. Intanto si gira Giuseppe Lombardo che è in quarta posizione con Anouk Grad 600 che van via per l'allievo di Sabina Breccia in 46 scarsi. Tommy in vantaggio, All Black Sea che ora si è ricongiunto, poi Quincy Frontline in terza posizione. A breve distanza Anouk Grad precede Sympathy Trio, ma il ritmo è ancora sollecito. Completa il primo giro Tommy in 1-1-4. Curva sempre con All Black Sea in seconda posizione alla corda, Quincy Frontline che tergiversa ancora. Tanto si riunisce il gruppo, primo chilometro passato per il filo di Digger Crown in 1.16.9, secondo passaggio davanti alle tribune, Tommy sempre in vantaggio sul Black Sea, ora Quincy Frontline decide che è il momento di mettersi in azione e va a chiedere strada subito, è sempre già sul punto di passare a un giro dalla fine, ha preso la via del largo anche Anouk Grad su Sympathy Trio, Quincy Frontline lancia la volata lunga, ora in vantaggio Anouk Grad, ci prova all'esterno, Tommy cerca ora di seguire la scia del battistrada che percorre la curva in 14.7, sempre in vantaggio l'allievo di Nicolò Venturi con in sulchi Federico Esposito. Quincy Frontline, lo svedese che prende vantaggio, Anouk Grad prova l'inseguimento, poi si lancia in terza ruota Sympathy Trio, è un po' stanco Tommy ma è ancora secondo, retta di là passata in 14.7, Quincy Frontline a buon vantaggio, ormai sembra che la lotta sia solo per il secondo posto, lo svedese incrementa ancora il gap e percorre l'ultima curva in 14.7, retta d'arrivo, un assolo da parte di Quincy Frontline, mentre per il secondo posto il più produttivo sembra Sympathy Trio. Quincy Frontline viene a dominare mentre Sympathy Trio conquista il secondo posto sul solito Spirit Robby, al quarto Sheridan Treb, 29.4, 29.9 l'ultimo giro, 1.15.9 la media da tarare sul doppio chilometro per il 12 anni da Rotation che viene a vincere nel più facile dei modi dopo essere andato addirittura terza alla corda in partenza. Quincy Frontline, Federico Esposito, Emanuele Ossani, Nicolò Venturi, colori di André Farrugia vengono a vincere la settima di Bologna. Per le piazze rivediamo Sympathy Trio, buon secondo su Spirit Robby. È tutto per la giornata di oggi all'Ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per domenica prossima.